Siamo con il professor Alberto Pozzebon del Dipartimento Dafne dell'Università di Padova e con lui oggi parleremo brevemente del problema della cimice asiatica. In una delle prossime puntate di Radio Veneto Agricoltura entreremo più nei dettagli, ma qui chiediamo subito in cosa consiste questo grave problema. La cimice asiatica o Aleomorpha alis, il nome scientifico, è una specie esotica di origine del sud-est asiatico che è arrivata in Italia all'incirca nel 2012 e da quel periodo sta causando forti danni in agricoltura su numerose colture. In quali, per l'esattezza? Soprattutto su culture frutticole, però non disdegna purtroppo anche altre culture quali gli seminativi come il mais e la soia. Quindi nei frutteti cosa sta combinando questa cimice asiatica? Il problema principale sono che punge i frutti durante la fase di sviluppo e può causare delle deformazioni che ne determinano uno scadimento qualitativo, per cui i frutti non sono più, perdono il loro valore di mercato. E cosa si può fare per combatterla? Purtroppo è una specie molto difficile e complessa da combattere, e gli studi sono tuttora in corso e una soluzione definitiva ancora non è stata trovata. Ma ci sono degli antagonisti in natura? Sì, ci sono antagonisti naturali e le novità, diciamo, degli ultimi anni sono la presenza di antagonisti naturali che sono esotici anche loro e provengono dalle stesse aree di origine della cimice asiatica. L'Università di Padova cosa sta facendo in questo momento? Noi stiamo monitorando la presenza degli antagonisti naturali, stiamo valutando la possibilità di utilizzare dei mezzi chimici per il contrasto dell'insetto, stiamo capendo anche approfondendo le conoscenze sulla biologia e l'ecologia di questo insetto. Che tempi ci sono per fornire una risposta e tranquillizzare gli agricoltori? Purtroppo i tempi sono lunghi per quanto riguarda la ricerca, diciamo che le informazioni che stiamo raccogliendo per la presenza di insetti esotici, diciamo qualche speranza, però non è detto che sia la soluzione definitiva.